660 reati, più di 2000 illeciti amministrativi per un importo complessivo delle sanzioni pari a 1 milione di euro su un totale di oltre 46.000 controlli effettuati nel 2025. Questi numeri del bilancio dell'attività dei Carabinieri Forestali del Veneto, un andamento in linea con quello degli anni scorsi e che ha visto nell'anno passato un grande impegno nei controlli per tutelare le aree boschive, salvaguardare paesaggi ed ecosistemi. Particolare attenzione è stata riservata al monitoraggio di suolo e acqua soggetti ad alto rischio inquinamento. Quindi le acque, il suolo, nelle loro componenti che poi costituiscono le basi per l'ecosistema, per la crescita delle diverse specie, oltre anche a quella della sicurezza delle popolazioni che vivono nei territori montani e non solo, perché ricordiamolo che l'attenzione delle popolazioni che vivono in montagna poi significa qualità di vita di quelli che si trovano nelle pianure. I Carabinieri Forestali si occupano anche di questioni particolarmente sentite come quella dei lupi nella provincia di Vicenza e ora avvistati anche nei Colli Euganei. Grazie a fototrappole, prelievi organici e studio delle tracce vengono monitorati i loro comportamenti e la presenza di fauna selvatica. Aumentati lo scorso anno anche i controlli per evitare il commercio illegale di animali d'affezione. Abbiamo riscontrato, ad esempio, nella nostra attività anche questo fenomeno che è l'importazione illegale da parte di cuccioli che provengono da altre nazioni europee. Persone giustamente animate dal sentimento di avere un cucciolo in casa magari si avventurano agli acquisti, poi offrendo di fatto la possibilità a chi fa un commercio illegale di introdurre nel nostro paese animali che non hanno, diciamo, quelle caratteristiche per essere introdotti. I Carabinieri Forestali sono impegnati anche nel monitoraggio meteo-nivometrico e di previsione del pericolo valanghe nelle nostre montagne, che in questi giorni hanno gli occhi puntati di tutto il mondo grazie alle Olimpiadi di Milano Cortina. È un grado di pericolo valanghe che impone attenzione nella valutazione dei singoli pendii eventualmente da attraversare da parte degli escursionisti che affrontano la montagna invernale. Non è presente tantissima neve al suolo, ma la modalità con cui è caduta, la frequenza delle nevicate, le condizioni anche meteorologiche con cui è caduta ne determinano una pericolosità non trascurabile.